La Regione spende di più per l'assetto istituzionale che per lo sviluppo economico. La denuncia, destinata a sollevare non poche polemiche, è firmata dagli artigiani del territorio che snocciolano cifre e dati. In 2 anni dall'ente Veneto a maggioranza PDL Lega, meno 24% nella spesa per gli investimenti, meno 19% nella spesa per il sostegno alle imprese. Qui rischiamo sempre di parlare da una parte e dall'altra i fatti vanno dalla parte opposta. Troppi annunci, pochi fatti, almeno secondo gli artigiani, sempre più stretti tra una crisi che morde ed una politica che tradisce. E non a caso l'attacco della CNA alla classe dirigente è di quelli frontali. Bisogna cambiare, non bisogna star a pensare che il posto del politico sia un posto in eterno che si deve difendere a tutti i costi. Gli artigiani sono a dir poco arrabbiati e sono arrabbiati soprattutto con il governatore Luca Zaia, sul quale avevano riposto tante speranze ed aspettative. Definiscono pilatesca la posizione della Regione sul riordino delle province e lasciano intendere che la sanità, principale voce di spesa del bilancio regionale, finisce per diventare troppo spesso un alibi che assorbe ogni risorsa, come spiega il segretario veneto della CNA, Mario Borin. Stiamo attenti sulla sanità, che di sanità si può morire, monitorarla bene. In che senso? Noi abbiamo visto che c'è un aumento dei costi che non coincide con un aumento della qualità.